TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Grazie all'accordo di programma tra Regione ANAS, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Ceggia, si avvia l'iter per la realizzazione di un intervento atteso dal territorio, quale la messa in sicurezza dell'incrocio tra la statale 14 e la strada provinciale 57 in località Levada, un nodo critico per il traffico e l'elevato tasso di incidentalità. Lo ha detto la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti. Il progetto, continua l'assessore, dal valore complessivo di 750.000 euro, prevede la realizzazione di una rotatoria con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione veicolare. Cambiamo argomento. Le premesse sembravano buone perché l'azienda coinvolta aveva garantito che l'assicurazione si sarebbe occupata in tempi brevi della copertura dei tanti danni provocati dall'incidente. Allo stato attuale, invece, a oltre 9 mesi di distanza dalla vicenda, i residenti dei palazzi mestrini compresi tra via Gozzi, via Leardi e via Fogazzaro, che lo scorso 11 gennaio hanno subito le conseguenze di un importante blackout scoppiato nella zona, non hanno ricevuto alcun rimborso e soprattutto non hanno ottenuto risposte in merito alle proprie richieste formulate anche attraverso l'Adico. Restiamo attoniti di fronte al sostanziale disinteresse da parte dell'assicurazione, commenta Carlo Garoffolini, presidente dell'Associazione a difesa dei consumatori, la quale, secondo quanto garantito dalla ditta responsabile dell'incidente, avrebbe dovuto intervenire subito per risarcire i danni. Rileviamo invece che allo stato attuale non è stato corrisposto nessun rimborso e ancor peggio, i residenti non stanno più ricevendo risposte rispetto alle richieste formulate. Voltiamo pagina. Domenica 5 ottobre dalle ore 11 Torre di Porta Nuova Arsenale di Venezia, nell'ambito del Salone dell'Alto Artigianato Italiano, il Festival delle Idee organizza tipicamente veneziano, valorizzazione e promozione delle produzioni tradizionali e culturali presenti nel sito UNESCO. Venezia e la sua laguna, un incontro o confronto aperto al pubblico sul tema storie e prospettive di sviluppo delle produzioni artigianali e delle produzioni locali tradizionali con ospiti trasversali della cultura, dell'imprenditoria e della tradizione, figure dotate di conoscenze e expertise per farsi portavoce di un excursus ragionato sulla storia, le tradizioni, l'ambiente, i mestieri della Venezia di un tempo e sulla loro evoluzione e trasformazione nella contemporaneità. Ci spostiamo a Jesolo, un ritorno che profuma di casa, di mare e di memoria. Il 6 dicembre il Teatro Vivaldi di Jesolo ospiterà un evento speciale, il concerto di Massimo Priviero, cantautore tra le voci più autentiche del rock d'autore italiano, che sceglie di tornare ad esibirsi nella città in cui è nato e cresciuto prima di intraprendere la lunga strada nella musica. Priviero, nato nei primi anni 60 a Jesolo, appunto, ha costruito un percorso musicale e umano che lo ha portato molto lontano, pur restando sempre fedele alla sua terra e ai valori che ne hanno ispirato la scrittura. Dopo gli esordi londinesi e il debutto con San Valentino nel 1988, la sua carriera si è snodata tra collaborazioni di prestigio come quella con Little Steven Van Zandt, storico chitarrista di Bruce Springsteen, e album che hanno segnato per più di 3 decenni di rock e poesia. La sua voce intensa e la forza narrativa delle sue canzoni lo hanno reso un punto di riferimento nel panorama italiano, capace di conquistare pubblico e critica anche oltre confine. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.